io la faccio. Io no, stavo già dormendo. Buongiorno, che è arrivato dalla mitica Londra. Tutto a posto, Agnò? Mi sei mancato ieri, amore mio. Sentito. Quando parlo come di circumberme, tu. Buongiorno. Michelino, buongiorno. Oggi abbiamo la macchina piena. Un baciccio o un baciccio no? Scopo. Oh, che piacere avervi, ragazzi. Assieme. Che Io piacere. che la scienza stai chiacchierando oggi. Proprio che va a pizza così, quando... Manneggio diavolo, manneggio. Il cappello che c'ha nel rosso oggi, l'avete visto? Un cappelluzzo? Voglio. C'ha un bel cappello. Americano. Ok. Ah, papà lei. E allora? Beh, benvenuto a Don Ciccio la notte. Come stai? Tutta la settimana qua, Francesco? Sì, tutta la settimana qua. Posto. A godermi il freschetto e il mare fresco. Veramente, questi giorni c'è un'aria favolosa, ragazzi. A parte gli scherzi, un'aria favolosa. Fa bene al cervello un po' di fresco. La treo zio. Se no puoi congelare le cime di rape. La qualità. Questa è la mia preferita. Buongiorno Italia, gli spaghetti. Io le saluto da dare, le saluto. Buongiorno, Noi i fatti nostri li facciamo, Vabbè, Lello, mi fai il favore, passa dall'orologio di San Giacomo. Cazzo l'orologio. Che sta l'orologio indietro. No, io ce lo devo passare pure, stai avanti. Vatti. Eraclio, hai sentito Ciccio che si è candidato pure Eraclio? Sì, ho sentito, e quando si ritirano gli altri lui si deve cadere per forza. Eraclio che hanno questi cinteni, stanno candidati che ne 70. Ragazzi, state a casa! 70 lasciate perdere! Chi si vuole candidare? No, lei ne lasciate, cioè si cambiano, cioè avete fatto il tempo vostro. Allora signori, Quando litri, oggi è il momento di dirlo. Barletta si mette in politica. Noi oggi diamo il via alle vostre gastimate verso di noi, bestemmie. Non è possibile, ragazzi, l'ultimo dice c'è roba di Africa, la figura del Mozambico stiamo a fare. Fennelate, dicono 6, dicono non, forse se canta massa, canta esce, No, vabbè, comunque non posso c'è. scendere, ho detto la mia. Comunque veramente non c'è una cosa, al di là degli scherzi, delle nostre gogliardie, ma è una cosa seria questa. Cioè veramente sembra allo sbando deve stare questo paese, sembra allo sbando. E non è giusto. Hanno fatto Cingenelate e noi e per la comunità già stanno a festori. No, il problema è che poi ci vogliono convincere che andranno d'accordo e questo è il problema. Vicky, ma che sindaco, Vicky? Ma che sta dicendo? No, non ce la faccia la segge, Vicky spiega sta la fotografia. La sagoma di cartone. Signori, non siamo a Miami e non siamo a Venezia, ma siamo al paese più bello d'Italia, Barletta. Guarda che luce, ragazzi. Ragazzi, siamo a Barletta e tre giovani in confronto a quelli che si stanno candidando. Tre bambini baldi giovani a casa. vi stanno augurando un buon giorno meraviglioso. Ora vi farò vedere il sole, il mare e poi bacia fare ghiacci. Che colori, ragazzi. Comunque i 2 minuti seri li vuoi fare per favore? Pensavo fossero questi. Allora ragazzi, i 2 minuti seri sono facili. Alluetelo da mezzo, tornate alle case vostre, andate a fare il vostro mestiere, basta. A fare i nonni. Cioè ragazzi, in Inghilterra cambiano i primi ministri ogni anno, ogni 2 anni e scompaiono dalla politica. Se la giocano, si trovano in mezzo. La curva larga, dai. Ma ci dopo loro. Quindi a noi manca solamente un fotografo che metta Lello nella fotografia. Cioè, se Lello dà la fotografia Ciccio. La vedo difficile, però andava a trovare la fotografia. Eppure sai che me l'hanno mandata. 6x3. Ma lo sai che me l'hanno mandata la foto per il candidato sindaco? Che è di Cumustezza? No, Lello, che è di Cumustezza no. Vabbè, adesso questi giorni abbiamo anche
Abbiamo anche Ciccio la notte da Roma che ci porta delle imbeccate giuste, siamo tutti pronti ragazzi. Ho portato l'accendino. Accendente? Sì. Al rosso no, al rosso no. No, al rosso no, al non rosso. ti puoi fermare al No, rosso. ma no, ragazzi, Però preparatevi. inizia a fare le promesse elettorali. No, Toglieremo il rosso da 6 no, mesi. preparatevi che ora appena giro, che vado nel nostro paradiso, vedrete dei colori stupendi. Già qua iniziamo. Mamma, ma vi devo caricare come si va, zio? Oggi è il compleanno di qualcuno, Leo, ti stai perdendo. Cioè, Che cosa che dici? non lo so, di chi è? Auguri Di per il mio Raffaella. compleanno. Ah, Raffaella! Carli. Come si chiama Raffaella, tua figlia? Che gli facciamo gli auguri? No, è il compleanno suo. Auguri Raffaella! Ragazzi, lei non ha fatto più da facere. Oh, ragazzi, ancora vedete il paradiso prima. Il paradiso Ciao di ragazzi, vi Ciao. capite da lei la Buongiorno, buongiorno, buongiorno! Non c'è il cappello però, non va bene, domani mi attrezzo. non si gira più a te. C'è una esagere più, Lello, già c'è scafodata perché. che Quindi Cristiano la sanno prima lo promessa, la prima Signori, promessa, preparatevi, toglieremo preparatevi, i semafori. No, solo il rosso da preparatevi. solo il rosso. Che cosa vi facciamo vedere stamattina? Che cosa vi facciamo vedere stamattina? Mamma mia, mamma Chiama la mia. scuola, lei fa festi oggi. Ma veramente, veramente, madonna, che spettacolo! lei oggi fa fillone, stamattina. Che spettacolo signori, che spettacolo signori! Ha detto Michele, fai come Cecco qualunque. Sì, Certo, la la qualunque. qualunque. Vino per tutti, vino per tutti! Ragazzi, vedete, ma se tu vedi, hanno fatto la parodia del discorso c'è la qualunque, il discorso di Renzi, Ma sai uguale, quante ne stanno? le stesse cose. Beh. Irene, forza Juve Irene! Mia sorella ti saluta. E un saluto a Chico Monterisi che mi ha chiesto il Io piglio fuse perché si è accusato. ragazzi, È scandata. Non capisco mentre te questo è duro. Mi sapete? Una musica se ne fa pesce. Mi fate cantare, che bello. Ragazzi, buongiorno ragazzi. Non siamo a Milano, non siamo a Venezia, ma siamo a Barletta. sono Non lo 20 dico. giorni. Insomma, Che spettacolo, i lavoratori. Mamma ragazzi. Disperata Doc, ciao disperata. Ma è duro. Qua, ragazzi. ancora disperate ste. È duro. guardate che cos'è ragazzi, quindi vogliono toglierci il sole, zio, vogliono toglierci il sole, stanno a Ferezzo per puttana ancora, uno passa da destra a sinistra, da centro a sinistra, Possiamo fare quest'altra promessa, 2 ore di sole in più d'estate. D'estate 2 ore di sole in più, ok. Berlusconi ha detto, Juventini, votatemi e vi farò vincere la E Champions. dito Paolo, Che spettacolo. Esce, ma ragazzi, purtroppo il lavoro ci chiama. come 25 dai, chiamiamo a scuola, facciamo festa a scuola, zio. Voglio già ieri il treno manchiva. Tutte 3 maletti, Cristiano. C'è una supplente, capita a fare supplente, stava male a Cristiano. Purtroppo con la salute non ci puoi scherzare. L'influenza è quella che è. Come tu stai andando a russo, non ti ha venduto benzina, che io, lei lo paga, io pago. E invece lì, È sempre c'è la ONU, e c'è. sta come la campagna elettorale, come Tu arrivi nei buri, ti preoccupi. Ah, sei di buon benzina. 50 euro, è stato sdegno. Allora, allora spacciamoci. È ufficiale ragazzi, Barletta Avessi candida da soli, facciamo un partito apolitico da soli. Vabbè. Il sindaco sarà Francesco Di Piccoli o Francesco La Notte. Va bene. Mosage Glasgow. Aspetta. L'assessore Nel Cacchi vai. Enzo Delvi. Nel frattempo, quando arrivano i buoni benzina, passati all'Elo che qua stiamo in crisi, c'è grossa crisi. Bravo. Comunque ragazzi, Io prometto che avete a venire a tagliare le catene, ma gambe, tutti buongiorno E Antonio. io le olive qua. Le olive poi. per l'olio.
Comunque sarebbe bello fare una puntata alla ceccola qualunque, no? Cioè, ognuno va a dire un discorso solo. Sei a cazzo da solo. Oh, ma che si c'è poi? Ci credo, E poi veniamo eletti sul serio. Ma noi veniamo eletti, il problema è che non ci fate arrabbiare, cari 5 Stelle, cari PD, noi facciamo flash caro PD, caro Forza Italia, caro Salvini, non ci fate arrabbiare. La scurda di comunisti e socialisti. No, come chi? E chi fa parte del PD, non è il centro-sinistra? No, fanno finta di stare. Stanno vicini ma non troppo. All'opposizione. Le facce nuove, chi ha detto la sua, la seconda, la prima, la terza, è la settima volta che si candidano, basta. Però aspetta, visto che non fanno le primarie e quindi non spendono i 2 euro per andare a votare, possiamo fare la colletta per la benzina all'Ello. Bravo. Mi sembra un servizio fatto bene. Vedi come si trovano le soluzioni. Essere sindaco, appena vota e fai votare Francesco, sì. Più pilo per tutti. Non già bastava. Ma c'è Pillo, c'è così, Pillo, non si può dire, in campagna elettorale. Ho visto c'è la qualunque, Pillo per tutti. Pillo, e faccio varvire, capì? C'è la qualunque, dice, c'è stato un Pillo, i capelli, se crescono i capelli, niente che faccio varvire, tagliano i capelli. Non capisci bene. Io non lo so, fra. Pilo, per che cazzo è sto Pilo per tutti? Pilo i capelli, crescete. Io penso che era Pilo per tutti. Va bene, e abbiamo scherzato anche stamattina, però non pensate che stiamo scherzando. Ragazzi, pensate, scusate, sono 5 anni che mia sorella, il Movimento 5 Stelle voterà. A posto, Irene. No vabbè, ognuno bisogna rispettare, vedi quella è la cosa bella di essere politici noi di Barletta Vesta, ognuno deve rispettare il proprio, perché allora è buccia che si fa politica. L'importante è che rispettate Barletta, ragazzi, seriamente risspettate Barletta, perché mo già avete rotto un cazzo. Adesso ha detto Zodelli di non dire più parolacce. Scusa, non lo dico più. È Bonefice. Beh, io lascio perché poi me ne vado a retromercia, ragazzi, votate Lello il Rosso, il fotografo per metterlo nella fotografia, e a fe celeste. Comunque oggi è stata una bellissima puntata, vi auguro il meglio del meglio, auguri a chi festeggia come gli anni, festeggiamo Raffaella Carli, buon Natale, non vi preoccupate, fra 11 mesi è Natale. Ciao! Barletta e aspettate, vieni qua, salutiamo, no, se no. Ma qui gli roviniamo la giornata, poverini. Non lo so piacere. Dove sta? Pilu per tutti. E Aventuris. Barletta e Aventuris. Ciao presso Balice. Ciao. Ma fate un budone, te raccomando. Ciao.